Bimba! Natalino Balasso, un grande applauso! Ma ancora i Conosco tutte le canzoni ecco qua, Santignone. Massi, ecco il Massi che passa per la Gigi, Graziano, il lancio lungo. No, scherzo, Natalino. Ecco qua ancora, però Stai facendo ancora dei centro il gioco. Sì, Smemoranda. ho fatto un film sul calcio intitolato Falli da dietro. Poi a un certo punto cascava per terra una monetina, quindi mentre che mi chinavo, ecco, diciamo, è arrivato l'intera squadra. Chi è che il risultato finale della partita qual è stato? E il risultato finale è stato tutti contro uno. Comunque, per fortuna dopo ho cambiato sport e mi sono andato all'ippica e ho fatto il film intitolato L'uomo che sussurrava ai cavalli basta. Se tu dovessi scrivere qualcosa su questa partita, cosa scriveresti? Qualcosa che comunque sia comodo e faccia sorridere. Basterebbe parlare di come ha giocato Gino e già si sorriderebbe molto. Questa è comunque la risposta. Ovviamente sì, è l'ultima risposta, è vedere giocare Gino e anche la metà squadra di Smemoranda e già c'è molto da ridere. Ciao, intanto noi ci siamo già visti qua niente. No, ci siamo già visti, dico, alla conferenza stampa. Mi hai parlato di una squadra rappresentativa, io devo farvi i complimenti. È arrivato Giovanni del trio che fra una settimana comincia a girare il film, solo qua poteva venire. Natalino Balasso, Le Tutine, Fantini, Gianni Cinelli. Fantini. Nasata al microfono, è un Gino problema. Michele, che doveva venire. Dio, ma ha chiamato che aveva un impegno. Fantini, che ne pensi di questa partita? Secondo me dovremmo vincere di più rispetto ad adesso. Le stiamo prendendo, Ma come mai? Ma posso dire, ci sono due ragazze che giocano benissimo e secondo me già una donna che gioca meglio di un uomo è un problema sociale, va affrontato in comune. Gino ha appena torto la palla, Orcucan quasi c'eravamo, perché sono un po' distratto. Una curiosità, ma se io entro e marcando una ragazza la tocco un po' come fa parte del calcio, è molestia? Chiedo, se lui dovesse entrare in campo, toccare una ragazza, sarebbero molestie? La risposta. Secondo me no, a me va benissimo, adesso appena mi fanno entrare provo a marcare un po' più stretto.